Buongiorno, sono Riccardo Iori, presidente dell'Associazione Cuochi di Udine, e oggi 15 maggio presentiamo un corso con uno chef di Milano qui alla ditta Geatti, che ci ospita quotidianamente quasi a fare i corsi di cucina per gli associati. E niente, il nostro scopo come associazione è raggruppare più cuochi possibile, giovani e anche meno, così ci danno anche la forza della conoscenza che hanno perseguito in tutti questi anni, e promuovere soprattutto tutti i prodotti friulani, le eccellenze e anche quelle nicchie, quelle un po' nascoste che non hanno grandi quantità di produzione, però sono molto buone e molto particolari. Niente, oggi con questo chef abbiamo cercato di creare un collegamento Udine-Milano per capire l'evoluzione che è nella nostra cucina e poterla proporre al meglio anche ai nostri colleghi nella promozione sempre dei prodotti del territorio. Sono qui con Francesca Geatti, titolare della omonima ditta, che ci ospita frequentemente ai corsi di cucina per i nostri associati. Buongiorno, dall'anno scorso che abbiamo cominciato questa collaborazione con l'Associazione Cuochi di Udine, li ospitiamo con cadenza circa mensile e accogliamo degli chef portati da loro che, utilizzando le nostre attrezzature, dimostrano le proprie ricette, dando consigli sia propriamente sulle ricette, sia sulle strategie in cucina, su aspetti economici e di gestione di un ristorante. La ditta Geatti è concessionario esclusivo per le province di Udine, Gorizia e Trieste per Electrolux Professional dal 1958. Offriamo ai nostri clienti un servizio completo, dalla progettazione alla vendita all'assistenza tecnica, e da un punto di vista di prodotti, da tutto quello che può esserci in una cucina, quindi dalle attrezzature più grandi agli accessori e all'hotellerie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Daniel Canzian, sono lo chef del ristorante Daniel di Milano. Oggi ho presentato alcuni piatti che sono un po' facenti parte della mia filosofia di cucina. È una filosofia che è data da una marcata esperienza con uno degli chef più importanti del panorama gastronomico italiano, che è Gualtiero Marchesi. Passerei direttamente alla spiegazione dei piatti. Nello specifico questo è quello che rimane di un carpaccio di scampi alla pizzaiola. Si tratta di scampi crudi, battuti appena e serviti con una salsa fresca di pomodoro, burrata, capperi e basilico. I due risi più importanti del mio menù: questo riso è datato ottobre 2013, un risotto al limone con sugo d'arrosto e liquirizia. Invece qui passiamo a un risotto che è stato fatto nel gennaio 2015, che è un risotto che ho definito esponenziale, un po' perché c'era l'arrivo di Expo e così via. Mi sono ispirato a un quadro del Boccioni, per cui si tratta di un risotto alla parmigiana con un brodo affumicato, e alla fine vengono messi sopra 3 tipologie di spezie, nello specifico il curry giallo, la paprika affumicata proveniente dal Perù e rossa, e il nero che è legato al tè nero. Un altro piatto molto significativo della mia cucina, che esprime al massimo quella che è la mia idea di attualizzazione della ricettazione italiana. Si tratta di un minestrone di verdure che ho definito in versione contemporanea. Il primo piatto che ho realizzato nel settembre 2013 all'apertura del ristorante.
sono delle verdure semplicemente saltate in padella e servite con un brodo caldo di pomodoro. Le verdure quindi mantengono inalterate le proprie proprietà nutrizionali e rimangono ben croccanti, piacevoli al palato. Il tutto viene reso armonico da questo consomé al pomodoro. Passiamo poi ai pesci, uno sgombro in crosta di quinoa con agretti e ortiche in tempura, una leggera salsa agrodolce alla base. Anatra insieme di frutti rossi, anatra, una salsa ai frutti rossi con tacole e patate soffiate. E in conclusione, anche se oramai è distrutta, la sfera di cioccolato in omaggio ad Arnaldo Pomodoro. Si tratta di una mousse al cioccolato con una ganache di zafferano, della quinoa caramellata e il tutto viene servito con un caldo di agrumi.